Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Buon pomeriggio da parte di Franco Segreto, Replay Teleeuropa Network. Siamo arrivati all'11 febbraio 2019. Si è giocato ieri in Serie B, sconfitta del Cosenza al Picchi di Livorno per 2-0. Una gara sottotono, ha dichiarato Piero Braglia, l'allenatore della formazione rossoblù, dice abbiamo sbagliato tutti, compreso il sottoscritto. Pareggio del Crotone invece al Bentegodi di Verona ieri sera nel posticipo 1-1 tra Hellas Verona appunto e Crotone, il Crotone che era passato in vantaggio con Pettinari e Xilecce, poi c'è stato il pari di Carmine. Sentiremo poi le voci di Braglia, ascolteremo quello che è stato detto anche da parte di Breda nel post partita di Livorno-Cosenza, ascolteremo anche Giovannino Stroppa nella seconda parte. Avremo una diretta telefonica con Gianni Di Marzio perché ha messo in cantiere una bella manifestazione che si terrà a Napoli, a Cosenza, in 3 città italiane, a Catania, a Cosenza il 5 ed il 6 di aprile, poi vi dirò e vi diremo insieme a Gianni Di Marzio di cosa si tratta. Dicevo nell'ultima parte, naturalmente andremo ad ascoltare le voci dei protagonisti della Serie C. Il Catanzaro ha battuto per 4-1 la Paganese col vento in poppa, la formazione appunto di Gaetano Auteri, e poi c'è stato il pari della Vibonese e il pari delle Rende a Potenza. Allora, di questo e di altro noi andiamo a parlare questo pomeriggio con il nostro Pippo Gatto. Grazie Pippo, reduce, sei arrivato da pochissimo a Livorno con questo maltempo. Come è andata questa trasferta? Grazie, Pippo? beh, è andata alla fine il risultato racconta di una partita persa sul campo. Io la butto lì sul turismo. Ma io a quello mi riferivo perché ormai la sconfitta per come è digerita e assimilata, anche per come è venuta. Diciamo che abbiamo avuto la fortuna di trovare bel tempo, fino a poco fa siamo tornati un'oretta fa e abbiamo trovato solo un po' d'acqua da Montalto in poi, se no abbiamo trovato bel tempo da tutte le parti, forse un po' di vento, forse troppo, però per il resto una buona trasferta, al di là del fatto che ti rimane la rabbia in corpo per come è scaturita, benissimo, per come è arrivata. 2-0 secondo me è un risultato pesante e meritato, anche se sul campo tu non è che hai poi reagito tanto, gambe un po' molli, ti sono mancati quelli che dovevano fare la differenza, Embalo, Baez, quelli che sono mancati un po' tutti, dai. È un po' la partita che è andata completamente poi entreremo nel vivo, Pippo, entreremo nel vivo più tardi. Fammi presentare il nostro Gianluca Gagliardi, che praticamente lui si alterna con mister Franco Giugno. Grazie Gianluca. Per quanto riguarda la questione tecnico-tattica sia del Cosenza del Crotone della squadra calabresi 16 è deputata a te. E poi il nostro compagno di viaggio e d'avventura Aldo Genova, il quale ha messo un post ieri su Facebook, molti hanno avuto da ridire, che secondo lui il Cosenza ha giocato bene, un solo tiro in porta da parte del Livorno, il Livorno ha meritato, diceva non ha meritato la vittoria, vabbè di questo e di altro parleremo. Io naturalmente ringrazio, oggi c'è Luca Chito in regia, poi Michele Costanzo alla messa in onda e naturalmente Giuseppe Costanzo. Ha ragione il nostro Pippo, Michele Cava che c'è sempre da ridere qualcosina, sempre un po' ironico quanto basta, anche un po' rosicone. Grazie Michele comunque a dirigere le camere, e io direi, se siamo pronti alla regia, di andare a vedere immediatamente i risultati della Serie B con la relativa classifica generale. Vediamo quello che è successo in questa giornata di campionato. Abbiamo detto delle calabresi, ecco qua, questo è il quadro completo. Brescia batte Carpi 3-1, poi a Cittadella lo Spezia. A proposito dello Spezia, Pippo, poi mi devi dare una notizia importantissima che è di qualche minuto fa. Lo Spezia ha vinto per 1-0, poi Cremonese Padova 0-0, Foggia Pescara 1-1, Verona Crotone 1-1, Livorno batte Cosenza 2-0, a Perugia il Palermo ha battuto il Perugia per 2-1, a Salerno, questo è stato l'anticipo del venerdì, Benevento batte Salernitana 1-0 e poi ci sarà il posticipo che riguarderà Venezia e Lecce. Andiamo a vedere subito la classifica generale, ecco.
Vediamo la classifica generale e se ce la mandano dalla regia. Mister, eccola qua, Brescia al comando con 42 punti, c'è stato il sorpasso già la scorsa settimana, Palermo 41, poi Benevento 36, Perugia 35, a 34 punti troviamo Lecce Spezia, a 33 il Verona, poi a 30 punti il Cittadella, 29 il Perugia, 28 la Salernitana, 26 la Cremonese, 25 Ascoli e Venezia, 24 il Cosenza, 20 punti per il Livorno che ha fatto un grosso balzo in avanti, 20 per il Foggia, 19 per il Crotone, 18 per il Carpi, chiude la classifica generale il Padova con 17 punti. Grazie alla regia appunto per la classifica generale. Pippo, abbiamo una notizia dell'ultima ora che riguarda i vertici dello Spezia, del calcio Spezia. Cosa è successo? Sono indagati, dimmi tutto. A seguito di un'inchiesta della Procura della Spezia è stato azzerato completamente i vertici della società dello Spezia, il presidente e l'amministratore delegato sono stati inibiti a esercitare funzioni nell'ambito del calcio, così come l'amministratore delegato di una società dilettanti, il Val di Vara Cinque Terre, per immigrazione clandestina. Tutto verte su come dire, la contrattualizzazione dei giocatori nigeriani che avevano presi minori, portati in Italia attraverso procedimenti, facevano delle procure sui genitori, arrivavano in queste società dilettanti, cosa che il regolamento vieta, a meno che non venga fatto da una società professionistica che non avrebbe dovuto, l'articolo 16 è stato violato, avrebbe dovuto tutelare quantomeno i minori, e questi minori venivano un po' una specie di tratta dei clandestini, una tratta di immigrati per immigrazione clandestina minorile, e su questo stanno lavorando e adesso bisogna vedere che sviluppi porterà. Giusto qualche nome ve lo ricordate, abbiamo qui a Cosenza e a Rende, sono due giovani promesse del calcio spezzino. Lo Spezia è un po' a questo vivaio costruito su questi giovanotti, bisogna vedere adesso le controdeduzioni dei legali, come andrà a finire la storia. Sta di fatto che per un anno il procuratore ha inibito a esercitare sia il presidente che l'amministratore delegato dello Spezia, sia questo presidente della società dilettantistica Cinque Terre. Segnale brutto, pesante, che se la vogliamo leggere in chiave sportiva, un po' un avversario che viene a mancare. Ok, grazie Pippo, un avversario che viene a mancare. Seguiremo gli sviluppi della situazione dello Spezia perché è molto delicata, perché si tratta di appunto di quello di cui ha parlato Pippo Gatto, di una tratta di appunto minori, di clandestini. Allora, vogliamo dire qualcosina su questo, mister, o anche Aldo Cennamo? Era una notizia così a Cielsereno, una nuvola a Cielsereno, eh? Anche se sembrerebbe più un discorso che magari abbia a che fare con il civile e il penale che con la giustizia sportiva, però non lo so nei termini perché non lo conosco la vicenda. Però l'inibizione per quanto riguarda l'attività sportiva. Cioè, siccome sono stati azzerati i vertici, sono bisognerà vedere ora. Utilizzati poi sono azzerati i vertici della società. Azzerati i vertici della società, e qui a Cosenza ricordiamo insomma, quello che è successo anni fa. Anche il campionato da questo, se succede una cosa del genere, cioè, dal punto di vista calcistico, però. Seguiremo gli sviluppi. Aldo, vuoi dire qualcosina? No, vediamo, giustamente come hai detto tu, vediamo gli sviluppi, se i fatti sono quelli che abbiamo potuto leggere e apprendere da questo momento da Pippo. La cosa è una cosa molto seria. Guarda, molto tra un grave, poco saranno tutti i siti saranno pieni di questo. Non so se avrà ripercussioni. I siti nazionali saranno pieni di questa notizia. Ma io penso che se le cose stanno come abbiamo letto, sicuramente ci saranno ripercussioni, perché è una cosa molto importante. Cioè, questo è una cosa grave, Franco. Gravissimo. Benissimo, allora io direi di andiamo a mandare subito gli highlights, Pippo, così li commentiamo insieme, magari mandiamo gli highlights di Livorno-Cosenza, li commentiamo insieme e poi entriamo in argomento. Allora, se dalla regia gentilmente siamo pronti, vediamo Livorno-Cosenza 2-0 il Cosenza di Mister Braglia, 4-3-3 Pippo anche a Livorno, c'è stato solo un cambio, Legittimo si è accomodato in panchina, Legittimo è entrato al posto di esattamente, è giocato dall'inizio d'Orazio. Qui c'è un tiro di Diamanti che diciamo come dire, il fulcro della squadra Amaranto. C'era anche il presidente Spinelli in tribuna, contestato dalla curva, applaudito invece dalla tribuna. Qui c'è un attacco di un giocatore Muriglio del Livorno, contrastato da Dermaco. Cosenza in avanti, qui è una bella azione, Tutino però
mastica tra virgolette il pallone, mister, e va a sfiorare il palo. Poi c'è un'altra di Ida. Qui ancora Tutino, gran bella giocata, palla verso il centro, Di Gennaro respinge, palla sui piedi di Embalo che però insomma la sua è una ciabattata e la palla si perde. Qui c'è un colpo di testa anche di un giocatore, Bogdan, ex Catania, quello che poi farà cadere nel tranello il signor Tutino, no? Assolutamente sì. Qui Bruccini, ieri non al meglio della condizione, così come tanti altri giocatori rossoblù. Cosenza ancora in avanti e poi parleremo di questo signore che non è che mi è molto simpatico. Lo avevamo detto? L'avevamo già avuto forse. Sì, i due rigori l'avevamo avuto a Cittadella, mister 2-0. Due rigori che ha realizzato Iori. Qui c'è il gol del Livorno. Tutta la difesa che guarda un po'. C'è uno schema su calcio d'angolo, la palla per Diamanti che scodella questo cross in aria, Giannetti, ex giocatore del Cagliari, stacca di testa, cross di Diamanti, felpato il sinistro, Giannetti di testa e Perina lì, non lo so se ha visto o non ha visto la palla arrivare. Poi parleremo anche di questo. Lì c'erano 4 difensori e ne ha saltato quello che non doveva saltare, Dorazio. Evidentemente. Qui c'è ancora un tiro di Diamanti che ha fatto il bello e il cattivo tempo ieri al PIC di Livorno. E qui praticamente c'è una bella azione per il Cosenza, una rovesciata di Tutino che il portiere Mazzoni a braccia aperte devia praticamente in calcio d'angolo. Ancora Cosenza in avanti perché poi sono state operate delle sostituzioni. Questa è l'espulsione. E questa, ecco qua, qui vediamo praticamente se c'è la Valenti si vede, ecco qua, Tutino che viene. Ecco, l'arbitro fischia un calcio di punizione. Però il fallo è venuto prima, non è quello della punizione. Il fallo era su Baez, Tutino invece ha reagito su Bogdan. No, ha avuto questo è il secondo fallo. Prima qui la traversa di Sciaudone. Quando poi la palla entra anche in porta, attraversa la linea, però l'assistente dice che la palla è uscita fuori, però il pallone è entrato dentro la porta della gol. Questa è la traversa di Sciaudone, poi la palla viene mandata dentro. La palla si vede comunque che è uscita. Secondo noi è dentro. E il pallone viene ribattuto dentro la linea, viene messo fuori dal portiere. E qui c'è il nuovo entrato Dumitru che è arrivato nel mercato degli svincolati. Dumitru aveva giocato, lo ricordo, nel Latina. Qui il rigore lo hanno ribadito anche ieri in Rai e nelle altre trasmissioni sportive, non esiste proprio, caro mister. Ha tirato la gamba. Non esiste proprio, ha cercato, ha voluto evitarlo, invece questo signor Marini mi pare è stato troppo generoso nel concedere questo calcio di rigore che a parer mio degli addetti ai lavori, caro Pippo, non c'era proprio, non ci sta questo calcio sul pallone. Ecco qui Spinelli che esulta come se avesse vinto una Coppa Campioni. Ci sta. E allora, questo è il signor Marini, insufficiente sicuramente. Mister mi chiedeva prima Gianluca Gagliardi, il Cosenza l'aveva già avuto, sì, ma l'aveva avuto a Cittadella, aveva concesso anche due calci con Perugia in casa, è quello che ci fece pareggiare una partita incredibile, proprio e lui. Poi anche col Padova, assegnò un calcio di rigore al Padova, anche lì. No, Carpi no. Anche Cittadella. Allora, per cortesia non ci sovrapponiamo con i discorsi perché da casa non si riesce a capire nulla. Dicevo, questo signore a me non è piaciuto. Allora, questo, ripeto, è una mia idea. Questo è il calcio di rigore che è stato concesso. Lui prende il pallone. Fin troppo generoso. Dimitru e c'è Capela che era entrato da poco, non giocava da 5 mesi e mezzo. Qui secondo la si vede proprio che tira proprio gli amici da casa possono va col tacco prende il pallone, guarda. Col tacco gli amici da casa possono avere le idee chiare su questo calcio di rigore, se c'era o meno. Allora, vogliamo tornare in studio, cominciamo il dibattito. Allora, Pippo ha già detto tutto, io vorrei sentire il discorso tecnico-tattico di mister Gianluca Gagliardi. Grazie. Partiamo da questo episodio che, voglio dire, non è stato determinante fino al risultato perché comunque stavamo già soccombendo, ma al di là di questo penso che alla fine la vittoria non l'ha rubata il Livorno, non l'ha meritato il Cosenza, diciamo così. Per dire appunto che il Livorno ha messo in campo quelli che sono gli ingredienti di una squadra che dal punto di vista tecnico-tattico era inferiore, non tanto tecnico perché forse qualcosa ce l'ha il Livorno in più del Cosenza, ma dal punto di vista tattico e di squadra non c'è paragone. Detto questo, in Serie B le partite, gli scontri diretti presuppongono determinati requisiti che vanno al di là del tatticismo, al di là dei numeri, al di là di ogni semplice commento puramente calcistico, che sono i cosiddetti attributi
la cosiddetta esperienza che in queste partite si fa valere. L'espulsione di Tutina, ahimè, è l'esempio, diciamo, lampante di quello che sto dicendo, perché non è immaginabile una reazione così plateale, laddove tra l'altro mi è sfuggito perlomeno di capire se l'arbitro ha ammonito il difensore che ha fatto fallo da dietro sul nostro Baez, perché voglio dire, ecco, nella confusione mi è sfuggito questo ed era un altro errore grave, perché fallo da dietro e da ammonizione da arancione. La squadra del primo tempo non ha approcciato la partita con la giusta determinazione, c'è mancato un po' di cattiveria in fase offensiva, laddove si aveva l'impressione di poterli far male, soprattutto se presi in velocità, caratteristiche insite ai nostri giocatori là davanti. Mi va di dire che lo stesso Tutino forse è stato il più vivace, quello che ha creato più movimento, ma non c'è stato altrettanto da parte degli altri, compagni di reparto, che sono stati troppo leggeri. Forse Baez ha sentito la partita essendo un ex, Embolo ancora non è in condizione, non lo so, ma sono mancati determinati movimenti che potevano nuocere alla difesa del Livorno, dove ci sono 3 difensori che sono 3 difensori nel senso proprio vero del termine, molto fisici ma tecnicamente poco dotati. Se non gli dai punti di riferimento probabilmente soffrono, così come in mezzo al campo Luce e Agazzi, insomma, a lungo andare dovevano sopperire con la superiorità numerica dei nostri centrocampisti, perché noi eravamo in 3, loro erano in 2, però non si è visto questo, quindi significa che abbiamo giocato a ritmi molto bassi, c'è stato un movimento, diciamo, fatto con troppa superficialità e non con la giusta determinazione. Ripeto, mi aspettavo un secondo tempo alla portata del Cosenza, anche perché i vari diamanti, i vari luci, perché il Livorno poi, ecco, quando parliamo di numeri, no? È una squadra che nonostante ha messo in campo dei giocatori prettamente offensivi, perché il 3-4-1-2 messo da Breda presuppone un Kupic a destra, che è un esterno più d'attacco, presuppone un Diamanti dietro 2 punte di ruolo, quindi ha giocato da squadra, non ha concesso profondità, hanno limitato al massimo gli errori, hanno giocato di esperienza, perché alla fine i gialli e il rosso pesano più per il Cosenza che per il Livorno, e questa è la differenza della squadra di B. Tra l'altro cosa allora Pippo, che il mister, e che poi diamo la parola ad Aldo. In base a questo discorso suo aveva messo in campo, molti hanno criticato la scelta di aver messo la difesa a 4, soprattutto di aver messo Dorazio, ma lui ha messo Dorazio per fermare Kupic, perché Dorazio, sapete, ha gamba, e così se lo doveva tirare dietro e non farlo scendere, si doveva preoccupare, soprattutto in una scelta tattica. Allora Aldo Ciene, allora abbiamo parlato di questa partita, abbiamo visto anche i tuoi post, adesso che l'hai rivista questi highlights, cosa puoi dire a mente serena? Ma io guarda, io rimango sempre della mia... Più i tifosi stanno già messaggiando, io rimango della mia idea. Diceva io ho un'idea di questa partita un po' diversa da quella che onestamente ho sentito, con tutto il rispetto del mister e della cosa che ha dato lì a Livorno. Io penso che il Cosenza abbia perso una partita. Sul fatto che non abbia giocato bene sono d'accordo, ma che abbia perso la partita senza che ha subito un tiro in porta, tranne il colpo di testa del giocatore del Livorno, queste sono i dati. Abbiamo fatto una traversa, abbiamo visto 3 azioni da gol del Cosenza. Il Cosenza ha avuto 5 azioni da gol, il Livorno ne ha avuta una, più un rigore regalato dall'arbitro, perché questo dell'arbitro, e bisogna evidenziare questo signore che si è messo a fare il protagonista. Ecco, qui ha ragione, perché questo è da terzo, signor Di Gennaro, inesistente, va ammonito. Un'espulsione di Tutino che non ci stava e via dicendo, cioè c'è tutto un discorso. Che il Cosenza non abbia giocato bene, ma che il Livorno ha meritato la vittoria, assolutamente non sono d'accordo. Il Livorno non ha meritato, perché la squadra del Livorno, se è questa che abbiamo visto contro il Cosenza, probabilmente è destinata a scendere. Probabilmente il Cosenza, come ha detto Braglia, non ha approcciato bene, c'è stata un pochino svogliata, perché probabilmente c'è stata la presunzione che il Cosenza è superiore al Livorno, andava in campo e faceva una passeggiata, tutto quello che però che il Livorno ci abbia
abbia dominati, che il Livorno abbia meritato la vittoria, che il Livorno abbia avuto centinaia di azioni da gol, non li ho visti. Vabbè, Perino non l'ha detto, non ha fatto non mi pare che l'ha detto né il ma mister questa è la mia idea, consentimi di esprimere il mio pensiero. No, ma io dico quello che sono i commenti. Poi lui parla dei social. Dei social, tutto, siccome ho fatto un post sul social. Scusatemi, possiamo rivedere questa azione? Eccola qua, rallentatore, grazie Luca Chito. Vediamo un attimo. Vediamo quello che succede. E qua se riesce a fare lo Pippo, zoom tu eri sul là giocatore, vicino, tu eri lì vicino. Il giocatore, se fa lo zoom sul giocatore Bogdan, praticamente fa fallo su Tutino che sta... Lì c'è una posizione quando la casa per noi. Poi Tutino sta per cadere, lui gli tira un pugno in faccia, Sciaudone dice che stai facendo e va Tutino a spingere poi Bogdan... Ovviamente reagendo, che è caduto nella trappola. L'unico errore è quello però prende un pugno in faccia mentre Tutino sta cadendo che ha subito fallo. Nel momento in cui noi stavamo pressando, abbiamo fatto la traversa, c'è stato l'episodio di Tutino. Tutino si è fatto espellere con tutte le cose che abbiamo, ha dovuto mettere centravanti del Marco perché la panchina purtroppo non aveva. Ha fatto come Spalletti con Ranocchia, contro il Parma. Però Braglia l'ha descritta. Avanti perché voleva un uomo alto per Braglia la partita, sì, ma se non hai punte... l'ha letta bene, per cui il Cosenza ha perso una partita, ma non è la fine del mondo. Andiamo avanti perché mi pare che poi alla fine abbiamo subito, qualcuno ha recuperato qualche, però siamo ecco qua. Finalmente Luca Chiedo siamo riusciti ad avere dalla regia, grazie. Lo guarda, c'è un pugno su Tutino e Tutino reagisce, però si vede benissimo che il giocatore del Livorno, ecco, guardate la mano sinistra del giocatore del Livorno, che succede? Gli mette la mano in faccia, gli dà lo schiaffo. Eccolo là, lo schiaffo sulla nuca di Tutino. C'è proprio... Ma è più una contata, lo si alza, dice Sciaudone e Tutino reagisce. E qui dovrebbero essere espulsi tutti e due. È caduto nella trappola. Tutti e due. Magari la stizza ci può anche stare, ma arrivi là e ti fermi, se lo fai così plateale fai il gioco dell'avversario. Ma Tutino secondo me deve anche essere redarguito, e l'ho scritto pure questo, perché in effetti in un momento molto delicato della partita un giocatore come Tutino non si può fare espellere, perché già se sei con una panchina molto ridotta, io mi preme sottolineare uno per volta, per cortesia, perché mi preme sottolineare una cosa. Ci seguono da casa e poi chiamano e dice ma non si è capito. Mi chiede un commento tecnico-tattico, io parlo anche di quelli che sono altri ingredienti che si mettono in campo. E in quello ho detto che il Cosenza è mancato, non ho detto che il Livorno ha fatto 18 occasioni gol, anche perché il Livorno per fare 18 occasioni gol... Ma non ho detto che hai detto questo io. No, sto dicendo il mio pensiero e lo sottolineo perché c'è gente che guarda... Ma ci sono un sacco di addetti ai lavori che ci guardano, Aldo, esatto. Quindi voglio dire, quello che hai detto tu, caro Aldo, purtroppo magari... forse ho capito male, ma va ancora di più a demerito del Cosenza, perché se tu parli di un Livorno che è una squadra destinata a retrocedere, è un demerito del Cosenza. No, abbiamo detto. Benissimo, allora io ho detto l'approccio alla partita che il Livorno ha messo in campo il Livorno ha messo in campo gli ingredienti necessari che servono in questi scontri, caro Aldo. Ha sbagliato meno di te, perché non c'è bisogno che io sottolinei un errore così grave nell'occasione del gol, perché mi anche dispiace sottolineare una cosa del genere, ma lì abbiamo preso un gol veramente da ragazzini, perché un calcio d'angolo, si è visto al rallentatore Diamanti che va a batterlo, fa incita alla tribuna, quindi quanto tempo è passato per far sì che la difesa si mettesse a posto? Tanto, allora vedere poi uno dei due attaccanti su 5 difensori del Cosenza in aria saltare solo è di una gravità inaudita, che non c'è bisogno neanche che io lo sottolinei, perché è talmente evidente. Eccolo qua, e lì abbiamo perso la partita. Poi l'episodio non c'è stato favorevole nell'occasione della traversa, ma sono episodi, così come il tiro di Diamanti che è posteriore del palo, sono situazioni che... Anche il tiro di Tutino che è andato a fil di palo, non abbiamo approcciato bene la partita, d'accordissimo, però abbiamo avuto tantissime occasioni da gol, non l'abbiamo detto nessuno, non l'abbiamo detto nessuno. A sottolineare il fatto che ha detto il che era lì anche l'ambiente, i 650 tifosi del Cosenza che salutiamo, che sono andati lì al seguito dei rossoblù, li hanno citati anche nel post partita, quindi una bella scelta. Assolutamente, come ha detto il mister, girando il discorso dall'altra parte, Bogdan ha dimostrato come si devono giocare queste partite. Questo era uno scontro diretto
non solo scontro diretto, guardate che il Livorno ha già riposato, è arrivato a 4 punti dal Cosenza, quindi significa che potrebbe in teoria arrivare a 1 punto ed ha negli scontri diretti il vantaggio perché tu hai pareggiato l'andata e ci hai perso, quindi un avversario diretto e non hai giocato con quella rabbia che diceva giusto il mister, è mancata quella cazzimma, si dice a Napoli, che ha avuto Bogdan a quel punto tu tiri l'elemento più importante della squadra, gli dà un cazzotto per fermarlo. Dopo gli fanno fallo su Baez, che è un altro che dà fastidio. È quello che è mancato ieri. Probabilmente ci si è cullati, come è successo con lo Spezia. 2 vittorie di fila. l'abbiamo detto. Aspetta, fammi finire. 2 vittorie di fila. Hai vinto a Crotone e hai vinto col Padova. Beh, Spezia ce li mangiamo con un boccone. Non è stato così, hai preso 4 gol. Ieri è successo lo stesso, lo abbiamo scritto anche in settimana. 6 risultati utili consecutivi, il Livorno ultimo ce lo mangiamo con un solo boccone. L'ha dimostrato i fatti, siamo stati senza quella cazzimma necessaria che serviva a difendere la partita a denti stretti. C'è stata, secondo me, forse troppa sufficienza e questo il mister non può fare. Benissimo, niente. no, non può fare niente. Benissimo, e allora noi andiamo in prima fascia pubblicitaria, grazie per questi interventi di Pippo Gatto di nuovacosenza.com, nonché nostro collaboratore, di mister Gagliardi. Mister, poi sentiremo anche qualche messaggio, qualche WhatsApp dei tifosi e ad Aldo Genova naturalmente sentiremo poi quello che vorrà aggiungere. Restate con noi, pubblicità, grazie. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Rieccoci nuovamente insieme per Replay. Allora ho visto che è abbastanza tonica, animata, tonica la trasmissione, che Aldo quando non è d'accordo con qualcuno va giù duro, però insomma sono, come dire, idee rispettabilissime quelle di Pippo Gatto, di Aldo, quelle del nostro caro amico Gianluca Gagliardi, però arrivano un sacco di WhatsApp e di messaggi. Il Cosenza ieri non aveva gli attaccanti. Allora, diciamo come stanno le cose, perché lo abbiamo scritto un po' tutti. Ha avuto un problema muscolare il signor Maniero, che si porterà da qui a un'altra quindicina di giorni, quindi non ci sarà nemmeno, questo ci è dato sapere, con la Cremonese. Per quanto riguarda Litteri, nella conferenza stampa personalmente ho chiesto a Litteri e al direttore sportivo Stefano Trinchera, c'eri pure tu Pippo, ricordi? Sì, no? Sì. Dico, quanto tempo passerà ancora prima di vederlo in campo, eccetera, eccetera, e Trinchera ha detto, nel momento in cui abbiamo firmato il contratto, Litteri è stato così onesto da dire, cara società Cosenza Calcio, guardate che io in questo momento non sono in ottime condizioni, ci vorranno una decina di giorni. Questa è stata la risposta testuale del signor Litteri. E io chiesi, se ti ricordi bene, al direttore sportivo, è chiusa qui la campagna? Abbiamo finito perché stavate prendendo Gigerelli? E detto, al momento è chiusa, però il mercato degli svincolati rimane aperto. Adesso siamo in emergenza. Sì, però non poteva sapere Trinchera prima della partita di Livorno che magari il giorno dopo, esattamente, certo. Maniero, eccetera, eccetera. Vabbè, detto questo, comunque arrivano i messaggi e quindi abbiamo spiegato come stanno le cose. La società e i medici sociali, che salutiamo, Enrico Costabile e il nostro caro amico Ippolito Bonofiglio, cercheranno di rimettere in sesto entrambi. Si spera in Litteri in questa settimana. Cosenza però, lo ripetiamo, non ha potuto giocare ieri, non aveva in panchina nessun attaccante, nessuna punta centrale. Mi chiedeva a telecamere spente anche il mister Gagliardi, qualcuno della Primavera, questo non lo sappiamo, era impegnata alla Primavera insieme alle altre squadre giovanili, per cui probabilmente non c'è stata l'opportunità di aggregare nessuno di questi ragazzi. A fine intervista, non so se avete già la sentiamo, no, adesso la mandiamo. Lo dice Braglia, vediamo. Infatti io ho voluto fare questa piccola digressione, chiudo la parentesi, proprio perché molti tifosi ci hanno appunto messaggiato per capire un po' la situazione degli attaccanti. Proprio in vista di questo ragionamento che scusami un attimo che abbiamo, mi dicono che c'è dalla regia e con la telefonata, vediamo se ci abbiamo Gianni Di Marzio in linea. Pronto? Sì, eccomi. Oh, grande direttore, grazie per essere con noi, so che sei in treno, speriamo che la linea non cada. Allora, no, per il momento non dovrebbe cadere. Direttore, allora, stavamo parlando di questa sconfitta del Cosenza che brucia e non poco per il modo in cui è maturata, per questo approccio non dei migliori, come ha sottolineato ieri Braglia a fine partita, una squadra che ha giocato sottotono e chiaramente dice avremmo potuto fare tutti qualcosina di più, compreso il sottoscritto. Come inquadri la situazione del Cosenza, del Crotone e di questa Serie B in generale?
Ma io direi intanto che un passo falso, una scivolata ci poteva anche stare, perché poi andare a giocare a Livorno con l'entusiasmo della partita fatta in casa, l'eccellente prova, vuol dire che si è andato a giocare anche con molta euforia. In Serie B l'euforia di solito ha un prezzo molto caro per la domenica successiva, quindi io credo che mentre domenica scorsa si parlava di play-off, adesso si creano problemi, si creano processi e si fanno delle critiche. Io credo che il tifoso cosentino in questo momento deve far memoria del recente passato e deve cercare quantomeno di avere un massimo equilibrio o un migliore equilibrio, perché è una Serie B che è un patrimonio per la città, e poi l'anno prossimo uno prepara la squadra per poter andare anche in Serie A, perché no? Ma in questo momento bisogna pensare solo ed esclusivamente alla salvezza, e considerando che domenica verrà anche una squadra molto agguerrita come la Cremonese, e io dico che è una gara quella che comunque è molto importante, perché se si riesce a battere la Cremonese si fa 24 e 3, 27, quantomeno riesci a stare un attimino più a centro classifica e poi agguantare anche la stessa Cremonese. Poi ho controllato anche un attimino gli altri confronti diretti, quindi è troppo importante battere la Cremonese e pensare quest'anno solo a salvarsi, considerando che il Cosenza purtroppo ha il peggiore attacco del campionato con solo 18 gol. Sì. Qualche volta ha sofferto troppo di pareggite insieme alla Cremonese, al Verona, al Cittadella, sono le squadre che hanno pareggiato più di tutti. Quindi io dico che una vittoria domenica con la Cremonese può essere determinante per il futuro del Cosenza. Gianni, prima di dare la parola agli altri ospiti e poi parlare della situazione che hai messo in piedi, mi dici due parole sul Crotone di Giovannino Stroppa? Il Crotone, sì, il Crotone realmente io mi aspettavo che quest'anno puntasse decisamente al ritorno in Serie A, però purtroppo può capitare certe volte che una squadra che retrocede non si veste dei panni della Serie B, si pensa ancora ai trionfi fatti in Serie A, e allora sono quelle trappole micidiali, sono quelle trappole che quando vai con il piede dentro diventa durissimo. Ma io credo che il Crotone adesso con il pari che ha fatto Belone, secondo me gli darà molto oxigeno, salutare, il Crotone possa realmente mettersi un'altra volta gareggiata, considerando che il Crotone stesso ha una partita lunedì prossimo con il Pescara, quindi diventano da adesso fino alla fine delle partite, soprattutto finali. Benissimo. Gianni, allora vediamo un attimino se abbiamo la locandina, questo corso scouting che hai messo su insieme all'amico Fulvio Collovati, ospiti Stefano Eranio, me lo ricordo, era con te a Genova, no? Poi c'è Adriano Bacconi, che è un match analysis importantissimo, e anche Dario Marcolin. Allora sarete l'8 e il 9 marzo a Napoli, il 5 e il 6 aprile qui a Cosenza, qui da noi, e il 10 e 11 maggio a Catania. Ospiti illustri con procuratore, agenti FIFA, eccetera, eccetera. Ci puoi dire qualcosina? Ma sai, Fulvio Collovati ha voluto, secondo me, fare questa squadra per fare un po' delle innovazioni per il nuovo calcio. Lui parlerà sicuramente dei suoi trascorsi da campione del mondo, quello che poteva essere il calcio giocato a uomo e quello che è giocato a zona. E io potrò parlare dei campioni che ho avuto il piacere di poter scoprire, porterò dei video, tutte relazioni inedite che non sono mai state pubblicate, quindi a proposito di Maradona, di Cristiano Ronaldo, di Messi, di Marcello, di Casemiro, di Agüero, quindi sì. Come dice, sarà una bella chiacchierata di sport con Eranio, Marcolin, Bacconi, che è un grandissimo nel descrivere quello che può essere un'analisi di una partita, e poi c'è un fatto di ritrovarsi a Cosenza con gli amici. Sono stato io a invogliare a Fulvio a venire a Cosenza e andare anche a Catania, dove mi sono trovato molto bene. Speriamo di portarlo qui da noi al replay, anche Fulvio Collovati insieme a te. Pippo Gatto, e poi chiudiamo. Mister, un carissimo saluto. Dai tempi delle tue baionette ci vogliono le baionette, ed è vero. Questo Cosenza gli mancano le baionette che tu cercavi e volevi, perché adesso sarà una guerra a ogni partita. Io però ti volevo chiedere un'altra cosa. Questo bubbone che è scoppiato con lo Spezia, secondo te può modificare qualcosa in Serie B?
Guardi, io penso che Cosenza deve pensare non solo ai problemi di casa sua, considerando che domenica scorsa è mancato, anzi ieri è mancato sia Litteri che Mainero, quindi credo che Braglia abbia cercato e ha fatto anche bene a tentare di mettere Tutino come prima punta, ma come prima punta è mancato veramente all'attaccante. È mancato l'attaccante e anche la mentalità di portare via il risultato dopo quella famosa euforia che io parlavo prima. Quindi c'è bisogno di molto equilibrio, perché in Serie B basta a volte anche un pareggio che ti fa muovere la classifica. L'importante adesso è non perdere, ma domenica la Cremonese bisogna vincere in tutte le maniere, ma comunque non bisogna perdere. Gianni, ti salutano un sacco di amici che stanno whatsappando, in particolare l'ex direttore dell'ANSA di Catanzaro Filippo Veltri, ti saluto affettuosamente. Come no, con grande piacere. Filippo dice: Gianni ha centrato il problema, dice il Cosenza, dice segna poco e per 2 domeniche probabilmente non ci saranno determinati attaccanti. Quindi ha fatto solamente 18 gol, il Cosenza ha fatto 18 gol. L'attacco diciamo più anemico della Serie B, voglio dire, per cui anche 2 attaccanti a Livorno ha dovuto cambiare tutto l'assetto tattico della squadra. Poi si è andato con la mentalità euforica della vittoria grandissima fatta in casa con il Cittadella, e allora ecco qua la vittoria è bella e corta. Benissimo, allora grazie Gianni per essere intervenuto. Allora poi auguri, un grande abbraccio a tutti. Ciao. Grazie, ci rivedremo il 5 e 6 aprile qui in città insieme a Fulvio Collovati. Grazie Gianni. Allora c'era Aldo che voleva dire una cosa, perché poi devo andare a far ascoltare Braglia. Proprio in virtù di quello che dicevamo prima, c'è stato un cambiamento, perché col Cittadella abbiamo giocato quasi con gli stessi uomini, soprattutto in attacco, con Baez, Tutino ed Embalo. A un certo punto abbiamo fatto una grande partita, adesso si reclama che manca un attaccante e via dicendo. Che è chiaro che manca l'attaccante, perché purtroppo Litteri ha questo problema. Maniero però se noi andiamo ad analizzare la partita che abbiamo fatto col Cittadella, con il 4-3-3, con i 3 attaccanti, ho fatto la più bella partita che ho visto del Cos'è. Oggi è chiaro, mancherà Tutino contro la Cremonese, però se Tutino non si fa espellere e che si calma un pochino, perché già anche quando è stato sostituito in panchina aveva avuto da dire qualcosa, probabilmente contro la Cremonese avremmo potuto giocare con lo stesso. Adesso deve cambiare modulo e vediamo come si mette in campo. Vediamo un attimino quello che succede. Intanto a Tutino facciamo gli auguri, in bocca al lupo, è diventato papà. Papà di Benedetta. È una bella notizia. Benedetta, auguri a Tutino, alla compagna Arianna, da questa bambina appunto di nome Benedetta, così come gli auguri a Luca Garritano che oggi compie gli anni. Speriamo di vederlo, caro mister, ne hai sempre parlato, tu l'hai forse cresciuto qui a Cosenza a Luca Garritano, ne hai sempre parlato bene di questo ragazzo, però vorremmo che insomma possa dire anche la sua, al di là del gol che ha realizzato. No, come lo inquadri tu Luca? Il Cosenza in questo momento ha bisogno di un giocatore come Luca, perché è cosentino doc. Esatto. Ma è recuperabile Garritano per dovremmo saperlo in questi giorni. Ci manca ci manca la presenza di Garritano, ci manca la presenza del cosentino che trasmetta quello che è il pensiero, la mentalità, la voglia di primeggiare tutta la città, come lo sta dimostrando il tifo ogni domenica. Ok, allora Luca Chito, per cortesia andiamo ad ascoltare le dichiarazioni di Braglia e di Breda. Grazie a Pippo Gatto per questo, ci ha fornito queste informazioni che andiamo subito. Le interviste che abbiamo fatto. Le interviste del dopo partita. Partiamo subito con Piero Braglia, grazie. Dovremmo avere Braglia appunto e poi Breda. Vediamo quello che hanno detto nel post partita. Nel frattempo vuoi cominciare a dire qualcosina tu in anticipare, in attesa che vengano fuori le immagini? Braglia ovviamente era un po' nervoso, è normale che dopo aver perso una partita del genere un po' più che fare autocritica si è arrabbiato anche per il modo con cui è stata approcciata la partita. Sì, qualche errore c'è stato, però ovviamente a parlare col senno di poi, magari lui prima ha preparato una partita, a prendere un gol in quella maniera ti cambia un po' tutti quanti i piani. Forse abbiamo qualche piccolo problema tecnico. Sì, abbiamo capito, ti è mancato alla fine quello che avevi progettato. Okay. Allora, vediamo se siamo pronti, dalla regia vai Luca. Non abbiamo giocato bene, lo dobbiamo riconoscere, siamo stati sottotono
perché nel primo tempo potevamo andare in vantaggio se giocavamo come sappiamo fare. Siamo stati prevedibili, poca corsa senza palla, non abbiamo mai saltato l'uomo né con Baez né con Embalo, solo Tutino si è smosso un po', perciò ci dobbiamo leccare le ferite e ripartire. Non si era fenomeni prima, non siamo biscari adesso. Eppure sembra di aver fatto il tris, la traversa, un'azione concitata. No, ma quando ti gira male ti gira sempre male, non è... anche l'espulsione di Tutino ci costringerà a una follia, l'ha spinto, ho capito che l'ha spinto in una maniera forte, però lui all'inizio ha detto, finché non hanno rivisto le immagini, diceva gli aveva dato una testata, perciò lasciamo perdere, dammi retta, il rigore non c'era nemmeno, perciò ha chiuso la partita come ha fatto a Cittadella, come ha fatto in casa col Padova. Io spero che la società prenda le distanze da questo signore, anche per il modo di arbitrare che ha. Adesso in casa c'è da giocarsi un po', ma possiamo anche dire che la classifica almeno quella da un conforto. Uguale, abbiamo perso 3 punti dal Livorno, dove dovremo ricercare di riprenderli velocemente. Sappiamo che ci sarà da soffrire fino in fondo. E domenica è una sfida di salvezza, un'altra partita importante. Domenica è una partita troppo importante per noi. Io spero di recuperare qualche ragazzo e che i ragazzi tirino fuori gli artigli come ci hanno abituato. Maniero ce la fa? Maniero la vedo nera, spero gli Litteri, se no siamo nei guai. Maniero la vedo nera, dice Braglia, spero in Litteri, altrimenti saremo nei guai. Ne abbiamo parlato ampiamente, sperando che, caro Pippo, lo staff medico veramente su Litteri possa fare veramente l'impossibile. Che lo recuperi, già era sul campo, probabilmente potrà, forse a mio avviso, mister, giocare nel suo ruolo, perché lui l'ha sempre giocato in un altro ruolo, l'esterno d'attacco. Non lo so, perché mi viene da ridere, perché se lo dice Braglia, l'allenatore conosce la squadra e dice che siamo nei guai, se non recupera uno dei due c'è da crederlo, insomma, anche se ti manca un centravanti, anche se delle volte si tende a nascondere quelle che sono, se no si dà alibi già a prescindere dal giocatore, e questo non va bene. Io dico, se posso, prego, per carità, da quello che è emerso, sì, ogni partita ha una storia a sé, caro Aldo, è vero, contro il Cittadella i 3 davanti hanno fatto benissimo, grazie anche all'avversario che giocava molto alto, concedendo profondità anche quando non doveva, e quindi hanno, diciamo, esaltato le doti dei nostri giocatori lì davanti. Ci sono partite come quelle di ieri che serve il giocatore che ti dà profondità, e ci deve il giocatore che deve mantenere palla quanto c'è da farlo, da sgomitare, da prendersi la punizione, cosa che ieri non è successo mai, e lo ha confermato anche mister Braglia. Quando si giocano con 3 giocatori che non sono nessuno nei propri ruoli come attaccante, ma tendono sempre al movimento, eccetera eccetera, c'è bisogno che qualcuno faccia sempre un contromovimento, vale a dire, se Tutino spesso e volentieri è venuto incontro, ci doveva essere qualcun altro che doveva fare il contrario, cosa che non è successa, e la squadra ha giocato sempre troppo corta, non ha avuto mai quella profondità, quella capacità di trovare la palla dietro la linea dei difensori del Livorno, come se vi rivedete il film della partita, qualche volta ha tentato Palmiero, non trovando mai nessuno lì dove Palmiero voleva. Grazie, prima di dare la parola ad Aldo e a Pippo, io vorrei sentire Breda. Sentiamo l'altra campana, sentiamo l'allenatore del Livorno, Breda, se siamo pronti alla regia. Grazie. Cosenza è una squadra molto forte, con un ottimo tecnico, io lo stimo veramente tanto, è difficilissimo da affrontare, infatti rispetto a altre volte mi ha fatto meno bene, però è anche vero che alla fine poi conta vincere, per noi era fondamentale perché con una vittoria ti avvicini a loro, non solo a loro, ti avvicini anche a altre squadre e quindi rendi un pochino più accettabile la classifica, anche se ancora non abbiamo fatto niente. Un Livorno, comunque possiamo anche dirlo, diamante dipendente, che al primo tempo forse era un po' controllato da questo Cosenza, che non aveva quella voglia di fare, soprattutto con Embole che non aveva lucidità, forse era un po' appannato.
A Cosenza è difficile perché non ti fa giocare e poi riparte con tanti giocatori e noi il primo tempo abbiamo un po' sbagliato perché muovevamo la palla lentamente e nelle loro ripartenze concedevamo campo. Poi il secondo tempo un po' meglio, siamo riusciti più a equilibrarli, però non è una squadra facile da affrontare per niente. Anche perché c'è stato venuto fuori da 2 calci di fermo, praticamente sì. Calcio d'angolo e rigore. Quello è un aspetto che noi dovevamo migliorare, ci abbiamo lavorato tanto e oggi sono venuti fuori i risultati. Braglia dice che il rigore non ci stava, lei l'ha visto? No, non lo so, ma veramente non lo so perché non commento mai, quindi ho visto una bella azione, poi dire se l'ha toccato o no da lontano così non lo so onestamente. Come giudica questo Cosenza? Forte, equilibrato, una squadra di personalità, una squadra molto tosta. Ecco qua, Breda ha avuto delle belle parole per il Cosenza, è una squadra equilibrata, molto tosta, difficile da affrontare. Vabbè, questo Amaranto ancora. È un allenatore di categoria, uno che ha sempre fatto la Serie B, insomma, 240 presenze. Assolutamente. Esatto, uno che sa il fatto suo, insomma. E allora, non so se c'è qualcuno che voleva aggiungere qualcosina su queste 2 interviste, Pippo oppure Ma io volevo Aldo. dire, prego, sì. Perché poi andiamo a parlare del Crotone, introduciamo il Crotone. Io penso che dopo quello che ha detto Gianni Di Marzio, conoscendo la sua saggezza, noi dovremmo incominciare anche a capire che tutte le partite non si possono giocare come abbiamo giocato con lo Cittadella. È chiaro che il Cittadella è una squadra che è sbarazzina perché gioca bene, perché è tranquillo in classifica, quindi anche quando va fuori casa. E il Livorno è chiaro, ieri il Livorno si giocava la partita della vita, se il Livorno avesse malaguratamente perso o pareggiato con noi, secondo me era già spacciato, come è spacciato secondo me il Padova a 17 punti. Cioè, voglio dire, è tutto un discorso che si muove. Adesso è chiaro che dobbiamo cercare di fare questa partita con la Cremonese portando a casa i 3 punti, però cominciamo ad essere un pochino più maturi dal punto di vista dell'approccio anche alla sconfitta. La sconfitta c'è stata, abbiamo giocato male, la Braglia lo ha detto bene, c'è stato un arbitraggio che da 3 o 4 domeniche quando ci arbitra ci tartassa, aspetti il momento per darci il rigore, per calciarci qualche giocatore, cioè c'è tutto un discorso, però se noi vogliamo salvarci come ci salviamo dobbiamo anche capire che alcune mie esternazioni sono fatte anche per cercare perché sono un tifoso. Io parlo da tifoso, nel senso che a me brucia questa sconfitta, io ho visto, però da tifoso dico calmi, abbiamo perso, ricominciamo di nuovo dalla Cremonese, un altro ciclo di vittorie o di pareggi da dicembre non perdevamo e andiamo avanti, perché altrimenti ogni partita che perdiamo, e ne perderemo ancora altri, mi auguro di no, ma ne perderemo, è una tragedia. La tragedia deve finire, il Cosenza si deve salvare, punto. Benissimo, allora andiamo a introdurre il Crotone, abbiamo capito l'assunto di Aldo. Naturalmente questo sta tutto, i tifosi rossoblù chiedono appunto questo, l'ha detto anche Gianni Di Marzio, la permanenza, le sorti del Cosenza stanno ancora tutti i tifosi rossoblù. Allora introduciamo questo Crotone che ieri vinceva per 1-0 al Bentegodi di Verona. Se siamo pronti con le immagini, mister, possiamo praticamente andarle a commentare insieme. Ecco qua, si è giocato sotto un temporale incredibile al Bentegodi, si vedeva poco o nulla, addirittura alle 21 ha avuto inizio la gara, il Crotone si è portato in vantaggio, qui c'è una percussione di un giocatore del Verona con un passaggio di Di Carmine, poi c'è subito una sostituzione, entra Colombatto, l'argentino del Verona. C'è un cross dalla destra, respinge la difesa del Crotone. Dicevo, questo è Di Carmine, questo con la barra. Dicevo che il Crotone poi si era portato in vantaggio nei primi minuti della ripresa con un gol di Pettinari. Qui si è fatto male un giocatore del Crotone, c'è stata subito una sostituzione, e quindi c'è da dire poi che il Crotone ha giocato gran parte della ripresa con un uomo in meno, con un uomo in meno perché è stato espulso Roden. Qui vediamo proprio un tiro di Roden che il portiere smanaccia sulla traversa. Insomma è stato un bel Crotone, poi sentiremo mister Gagliardi, anche l'allenatore Giovannino Stroppa, che dirà che ha visto veramente il miglior Crotone forse dell'intera stagione da quando lui è sulla panchina rossoblù. Se vuoi aggiungere qualcosa ti do subito la parola. Qui ancora il Crotone ha confermato la crescita costante che sta avendo dal ritorno di Stroppa. Peccato ieri l'espulsione perché tra l'altro ha colpito il giocatore più importante dal punto di vista fisico e di gamba a quel momento della partita. Quindi rimanendo solo Benali e Barberis in mezzo al campo, poi il Crotone ha concesso
chiaramente troppo campo al Verona, e quando si gioca in quello stadio sappiamo tutti che può capitare sempre qualcosa. E qui dovremmo vedere il gol del Crotone con Pettinari. C'è un cross dalla destra, un tiro al volo, eccolo qua. Pettinari tocca e la mette dentro. Qui è il vantaggio meritato del Crotone, che aveva giocato abbastanza bene la formazione di Stroppa. Rivediamo, ecco il replay. C'è il tiro dalla destra e poi praticamente il portiere a colpa del Crotone forse viene ingannato da questa finta. La palla, poi bruciava troppo, 20 minuti al termine sono durati tanto. Vabbè, ma con un uomo in meno, insomma. Sì, ma riuscire a tenere palle in quelle circostanze. Sì, ma non ha avuto poi più azioni il Verona dopo l'1-1, soltanto palle lunghe e basta. Qui c'è stata una bella azione, ha parato Cordaz, volo plastico, qui c'è un altro, ecco il cartellino rosso, il cartellino rosso per Rodin, giusto? Neanche fallo. Io l'ho rivisto, ecco il giocatore del Verona che mette la mano davanti, vedi? Viene buttato Roden fuori. Sì. E voleva il fallo Roden. Qui c'è un calcio di punizione, viene praticamente toccato da un giocatore del Crotone e la palla finisce in calcio d'angolo. L'aiutina al qui Verona il Verona avanti tutta perché giocava prende gol con difesa schierata. Ecco qua. Ecco qua. Un giocatore come Spollek di esperienza non ha assorbito il taglio. Lo vogliamo rivedere, Luca, per cortesia? Ecco qua. Vediamo il replay. La posizione di partenza è giusta. È in ritardo. Non è in fuori gioco. Di preparazione. Poi Spolla si è pure infortunato e ha giocato. No, ma giustamente c'è il mister da tecnico che dice no, però già arriva, che ritardo. Se lo fa un ragazzino lo capisco, ma possiamo tornare in studio, grazie, uno per volta. Ce la fa, perché nei momenti finali mi pare che è uscito. Ecco qui Grosso che era anche sulla graticola e continua ad essere sempre sulla graticola, perché ogni settimana i tifosi sono contro il presidente Setti, sono contro Grosso, la squadra che non decolla, eccetera. Anche ieri questo pari interno, prima col Cosenza, a seguire poi col Crotone con le due calabresi. Che vogliamo dire, Pippo? Vogliamo aggiungere qualcos'altro? Anzi, mi dicono che dobbiamo fermarci perché andiamo in pausa pubblicitaria, parleremo del Crotone, sentiremo Stroppa e poi andremo naturalmente ad aprire il discorso sulla Serie C. Restate con noi, grazie. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Allora rieccoci insieme per l'ultima parte di replay. Se siamo pronti dalla regia andiamo ad ascoltare Giovannino Stroppa, quello che ha detto nel dopo partita del Bentegodi, partita finita 1-1 tra Hellas Verona e Crotone. Grazie. Nonostante tutto quello che è successo, e credo che ci sono molti episodi da rivedere nella gestione della gara da parte dell'arbitro, quando siamo rimasti in 10 secondo me potevamo anche giocare un pochino di più, invece soprattutto negli ultimi minuti buttavamo la palla e davamo la possibilità a campo aperto, anche se eravamo schierati tutti dietro, di poter dare, di non far correre a vuoto il Verona. Secondo me potevamo ancora farlo, però avevo dei giocatori mezzi acciaccati, quindi di sicuro non era una cosa semplice da fare, c'era da tener conto anche la reazione emotiva del Verona. Mi deve scusare, ma io ho visto un grandissimo Crotone. Diciamo che non era semplice, il Verona veniva con una buona pressione, potevamo essere più bravi nelle scelte, cosa che abbiamo fatto poi con l'andare del tempo. Non posso recriminare nulla. Benali play penso che sia, spero che non mi senta nessuno un fuori classe in quel ruolo. Per quanto riguarda invece Barberis, anche quando gioca play nelle ultime partite ha perso un po' di smalto. Il fatto di farlo giocare mezzala è perché potevano alternarsi qualora Benali fosse un po' in affanno. Non mi è sembrato, ha sempre avuto la gamba giusta e quindi a pieni voti anche nella fase difensiva Benali. Ok, allora stavamo ascoltando Giovannino Stroppa, ha detto che insomma ha risposto a un collega di Verona, ha detto che ha visto un grande Crotone. Sei d'accordo Pippo tu su questo? Assolutamente sì, un grande Crotone. Sta venendo fuori, Un grande Crotone. Verona sono un po' abituati, come hanno un po' offeso Cosenza quando parlavano abbiamo giocato contro il nulla, e il nulla gli ha dimostrato. E ieri è stata fatta più o meno la stessa domanda. Ieri sono stati purgati di nuovo il nulla dalla Calabria, con tanti saluti con un po' di peperoncino pure. Mister Gagliardi.
Sì, ha confermato quella che poi è stata l'unica, anzi l'unica, la pecca più grave nell'occasione del gol del pari, perché il Crotone aveva fatto bene la partita, dopo l'espulsione si è abbassata troppo, è mancata nella lucidità, nel coraggio che in questi casi purtroppo manca per via del risultato, perché ritengo che una squadra esperta come il Crotone debba tenere palla in quelle circostanze più che buttarla, e spesso e volentieri l'ha fatto anche un po' a casaccio, cosa che permetteva al Pro Verona di mettere palla a terra e riattaccare. Peccato perché non ho visto un grande Verona, così come non l'avevo visto contro il Cosenza, quindi poteva portare a casa 3 punti pesanti. Aldo, allora, che vogliamo dire di questo Crotone? È un problema di manico. Ma che cosa diciamo? Diciamo che, come giustamente hanno detto sia Pippo che il mister, è una squadra che piano piano sembra che incomincia a recuperare qualche punticino, qualche anche in classifica un po', ma è chiaro che non è facile, perché quando ti trovi in quella situazione di classifica il pallone tra i piedi dei giocatori pesa, ma il Crotone deve lavorare ancora molto. Stroppa deve rivedere alcune cose, alcuni giocatori che ieri non so perché non erano in panchina, bisogna capire. Certo, il Crotone ha meritato il pareggio, ma secondo me meritava qualcosa in più. Che il Verona abbia questa situazione mi fa molto piacere per quello che ci ha fatto a noi, perché con questa è una società dove purtroppo a noi ci vedono veramente in un certo modo. Se non dovesse andare in Serie A, l'uomo più felice del mondo è Aldo Cellum per quanto riguarda il Verona. E diventa difficile, la lotta per la Serie A per il Verona diventa difficile, poi nel calcio ci sta tutto il contrario, Che posso dire? Benissimo, e allora andiamo ad aprire il discorso della Serie C, cioè questo Catanzaro che ha consegnato 4 gol, va avanti con il poker di domenica in domenica, è partito in quarta, dice Pippo, da un po' di tempo a questa parte. No, botte di 4 gol a partita. Ieri 4-1 con la Paganese, 0-0 dicevamo del Rende a Potenza. Questi risultati: Bisceglie Trapani 0-0, Catania batte Casertana 3-0, questa Casertana che praticamente non è né pesce né carne, caro Gianluca. Catanzaro Paganese 4-1, Cavese Vibonese 0-0, a Monopoli la Viterbese ha vinto per 2-0, Potenza Rende 0-0, il Rende dopo 5 sconfitte consecutive finalmente è tornato a casa con un risultato positivo. Poi Rieti Sicola Leonzio 0-0, Siracusa Regina abbiamo detto che è il posticipo, e Francavilla Matera lì la porta rinviata, ma naturalmente il Matera non si è presentato, non è la prima volta, insomma anche questo è un campionato falsato, che lo abbiamo ribadito in altre occasioni, in altre situazioni. Ci sono squadre che col Matera come il Rendi hanno perso, e che adesso il Matera sta regalando punti a tutti perché non si presenta più né in casa. Non le gioca, poi magari si presenta uno in modo da non essere cancellata. Se no viene vediamo la classifica generale, poi andiamo a vedere il servizio sulla Serie C. Al comando sempre la Juve Stappia di mister Caserta, 56 punti, a 48 il Trapani, Catanzaro è insieme al Catania 47, poi a 35 punti Vibonese e Casertana, 34 il Monopoli, 33 la Regina, 32 il Rende, 31 il Potenza. Comunque tutte le calabresi sono in zona playoff. A 27 punti la Cavese insieme al Francavilla, 25 Viterbese e Sicola Leonzio, 19 il Siracusa insieme al Rieti e al Bisceglie, con 9 punti la Paganese. Chiude la classifica generale il Matera con meno 17 dopo tutto quello che è successo. Non ne parliamo per carità di Dio. Qui Ghirelli e il presidente Gravina devono mettere veramente un macigno su questa Lega Pro. E allora vogliamo andare a vedere i servizi che hanno confezionato dalla redazione sportiva i nostri colleghi, e così vediamo quello che è successo con le azioni filmate. Grazie Luca. Le assenze degli attaccanti non hanno frenato il Catanzaro, che ha chiuso anche la pratica paganese. Sono bastati 2 minuti ai giallorossi per trovare il gol del vantaggio. La corsa di Statella ha messo in difficoltà la difesa campana, che ha respinto sui piedi di Giannone, bravo a superare Santopadre. Il raddoppio quasi alla mezz'ora, ancora Giannone e Statella protagonisti dell'azione, conclusa da Eclù con un bel diagonale. Poi il blackout dei padroni di casa, che incassano la rete del 2-1 da Campora in collaborazione con Diop. Il gol mette in discussione il risultato, fino all'ingresso di Dursi, che si scatena e segna 2 reti in pochi minuti, chiudendo il match in favore della squadra di Auteri. Un passo in avanti in classifica per la Vibonese, che impatta Simonetta Lamberti contro la Cavese. La formazione di Orlandi gioca una buona gara, ma non riesce ad essere concreta in zona gol, neanche quando, dopo l'espulsione di Ferrara, gioca in 11 contro 10. Taurino è più pericoloso per gli ospiti, che chiudono la gara con 3 punti in campo alla ricerca del successo. Anche il Rende ha giocato una buona parte della gara in superiorità numerica. L'espulsione di Franzà per l'intervento a palla lontana su Franco ha costretto il Potenza a stringere i denti per resistere agli attacchi ai biancorossi, che trovano il primo punto dopo 5 sconfitte consecutive.
Ok, allora abbiamo visto il Catanzaro, abbiamo visto il Rende, la Vibonese 0-0 a Cava dei Tirreni. Allora, mister, cosa vogliamo dire di queste calabresi che sono comunque tutte in zona playoff? Sì, vabbè, il Catanzaro sta facendo il campionato che era preventivato anche all'inizio, adesso in uno stato di grazia dal punto di vista fisico, temperamentale, di fiducia, autostima, quindi ha tutti quegli ingredienti per far sì che il Catanzaro oggi sia la squadra più in forma del campionato. Bisogna vedere adesso chi farà lo sgambetto alla Juve Stabia, altrimenti il campionato, diciamo, è quasi finito, perché 9 punti più gli scontri diretti diventa dura riprendere la Juve Stabia. Il Rende finalmente è riuscito a portare a casa un punticino che comunque dà un po' di aria fresca all'ambiente, si ricompatta e domenica si riaffronta con più fiducia l'avversario di turno. La Vibonese continua un campionato tranquillo che sta facendo, anzi abbastanza positivo per quello che erano appunto i pronostici. E la Regina bisogna vedere stasera come reagisce a quella che è stata una debacle in casa contro il Catanzaro, non tanto per la sconfitta ma per come è avvenuta. A Reggio si aspettano tanto e mi auguro che il campo risponda, perché sarà la prima di Drago, la prima di Drago del nuovo allenatore sulla panchina della Regina. Qui facciamo in bocca al lupo, sicuramente non dipenderà da Drago, perché in una settimana potrà portare ben poco di quello che sono le sue idee dal punto di vista tattico. Ritengo che i calciatori facciano la differenza sempre e comunque. Ecco la classifica. Pippo, cosa vogliamo aggiungere a quello che ha detto Gianluca Gagliardi? Un'analisi spettacolare, devo dire, anche perché la realtà è questa qui, la Juve Stabia se n'è andata, a meno che non faccia qualche passo falso, 9 punti non è facile, però tutto ci può stare, anche perché comunque il primo posto c'è. Il problema è che quest'anno è il problema. Il vantaggio è che quest'anno hai due passaggi di categorie, perché ai playoff se ne è aggiunto uno nuovo, c'è una promozione in più, e quindi a questo punto c'è qualche chance in più per le squadre che ambiscono, e non è solo il Catanzaro, ma anche il Catania, ma anche il Trapani, che hanno organici importanti che potrebbero fare, e non solo quello. Non dimentichiamo che i playoff sono fatti dalla bellezza di 28 squadre. Che poi c'è anche la Regina che mira al discorso playoff, lo ha detto il Presidente. La Regina che punta al passaggio diretto, però la Regina deve ancora, bisogna vedere come se ne esce fuori con le penalizzazioni che ancora non sono finite. Sì. A sto punto il Catanzaro è quello che sembra segnare come l'Italia, però c'è questa amnesia che nel secondo tempo si spegne e poi gli fanno 3-4 gol alla volta, però con 4 gol davanti, come si faceva una volta? Fare un gol di più degli avversari, esatto. In più degli avversari. Aldo, e poi andiamo a vedere il prossimo turno della Serie B. Che dire, è un campionato secondo me falsato, questo campionato, perché non è possibile che c'è il Matera che non si sa se gioca o non gioca, se si presenta o non si presenta. Non si sta presentando più. Dall'inizio è stato sbagliato tutto, adesso stanno cercando di recuperare, portandoli forse il prossimo anno. È un campionato dove, parlando delle squadre calabresi, fa piacere sapere che 4 squadre oggi farebbero i playoff. Poi, come diceva Pippo, con le 2 promozioni tutto è possibile. Poi bisogna guardare poi bisogna guardare anche che cosa c'è negli altri gironi, perché anche gli altri gironi bisogna guardare poi, perché i playoff sono un altro campionato, 28-29 squadre, c'è tutto un discorso che deve essere, ecco perché la Regina secondo me si sta preparando ai playoff, perché ha capito, cambiando allenatore, ha capito che probabilmente ci arriverà ai playoff e ci arriverà anche. Il Catanzaro è una squadra che potrebbe alla fine essere una delle 2 che potrebbe vincere i playoff, però Auteri ci deve far capire se poi nei playoff è un allenatore vincendo o meno. Gianluca Gagliardi, hai fatto una battuta prima, hai detto con questa classifica la rivediamo, io i playoff non li farei fare. Perché? E vuoi spiegare perché? Perché penso che se si vuole dare un po' di merito a chi ha investito, chi ha fatto bene durante l'anno, quindi 9 mesi,
non so se c'è ancora la regola degli 8 punti, quelle sui che playoff, erano dalla quarta alla quinta. Come il stacco di punti. Esatto. Sì. Perché così sarebbe, insomma, ahimè, noi siamo stati fortunati, lo auguriamo anche alle altre squadre di fare altrettanto, quindi alla Regina in questo caso è Rende, però ritengo che Trapani, Catanzaro e Catania meritano di andare a fare i playoff, gli altri devono conquistarlo ancora. Vediamo un attimino, tu mi parlavi praticamente, non abbiamo perché la Casertana, se arriva ai playoff come ci arriverà, intanto adesso farà quello che vuole dal punto di vista, voglio dire, senza pensare niente di male, no? Dal punto di vista dell'impegno. Ma quelle partite con giocatori come Castaldo, Floro Flores, Vacca, D'Angelo, Zito, e diventa un avversario da temere, non conteranno più i 10, 12, 15 punti di distacco. S'azzera tutto poi. Quello che è successo a Cosenza, quinta, ha vinto i playoff. 15 in Serie B, la prima giustamente, vi leggo il regolamento, l'ho preso a volo, andrà dalla C alla B di ogni girone e le 2 vincitrici dei playoff tra le 28 squadre, dalla seconda alla 10ª di ogni girone più la vincitrice della Coppa Italia di Serie C. 5 squadre vanno in Serie B. Se quest'ultima è già promosso, classificata al secondo o al terzo posto, ammessa ai playout, retrocesso oppure rinuncia ai playoff, subentra la finalista di Coppa Italia. Dovremmo vedere l'ammissione ai playoff. Poi c'è la prima fase dei playoff. È stato emendato ultimamente, hanno aggiunto questa cosa della seconda promozione, ci sono state delle variazioni, però non le ricordo precisamente. Per quanto riguarda le retrocessioni, perché poi è cambiata in corsa dalla C alla D, l'ultima classificata di ogni girone retrocede direttamente in Serie D, poi play-out per le altre 4 retrocessioni, 3 usciranno dai gironi A e B. Però quindi quest'anno ne scendono 7, non più 9. Sì, ci stava arrivando Pippo. Quindi dice, dunque, l'ultima classificata di ogni girone retrocede direttamente in Serie D, poi play-out per le altre 4 retrocessioni, 3 usciranno dai gironi A e B, l'altra dal girone C, quindi l'altra dal girone C. Una sola. Ma così, Franco, come è stata cambiata in corsa. Matera, no? Voglio dire, a chi interessa, a quale squadra interessa che tu gli dai 18 punti di penalizzazione? Interessa invece che come il Francavilla ieri non ha giocato, è riposato, non ha preso ammonizione, non ha rischiato infortuni, eccetera, eccetera, anche chi come Rende ci ha perso a Matera abbia i punti che ha lasciato quando giocava, quindi tu devi azzerare completamente e dare merito è una cosa giusta. Io è una cosa che mi porto dietro, perché la mia esperienza è iniziata con il Nissa squadra ed è finita a Nissa senza squadra, cosa che invece ha trovato poi Messina, non so se ricordo. Allora il Matera sta succedendo la stessa cosa e non è giusto, non è eticamente sbagliatissimo. Allora Luca, per cortesia vogliamo andare a vedere il prossimo turno della Serie B, così lo commentiamo in studio. Il Cosenza giocherà, lo ricordo, in casa domenica prossima contro la Cremonese, lo ha accennato anche poc'anzi Gianni Di Marzio per telefono, alle ore 15 al San Vito Marulla. Ecco il prossimo turno della Serie B, Ascoli Salernitana, poi Benevento Cittadella, Carpi Perugia, Cosenza Cremonese domenica prossima alle 15 al San Vito Marulla. Crotone Pescara si giocherà lunedì prossimo in posticipo, caro Pippo, si giocherà in posticipo. Poi abbiamo Lecce Livorno, Padova Foggia, Palermo Brescia e Spezia Verona. Allora Pippo, vogliamo parlare allora di questo, ne ha parlato ampiamente Di Marzio, cosa vogliamo aggiungere su Cosenza Cremonese e poi naturalmente sentiremo anche gli altri sulla partita del Crotone contro il Pescara. Io parto dalla classifica e dico innanzitutto che la parte destra in 2 punti ci stanno la bellezza di quasi 8 squadre che ballano. Vogliamo rivedere la classifica? Sulla danza dei play-out, quindi significa che il campionato è tutto aperto e questo può condizionare tutto il campionato, anche perché domenica tu avrai uno scontro a questo punto diretto, perché la Cremonese è, se non sbaglio, a 2 punti da te, a 26 punti. Sì, la Cremonese c'ha 26. Quindi se tu batti la Cremonese la salti e vai avanti un punto a lei. E quindi è uno spareggio salvezza anche questo, ma non solo questo. Molte altre gare sono in questa ottica. Io innanzitutto vorrei vedere poi stasera come finisce l'anticipo fra Lecce e Venezia e il posticipo fra Lecce e Venezia, che è un'altra situazione da andare ad analizzare, perché Venezia sta pure lui a un punto da te e voglio dire probabilmente questo Pippo, ma lì è il tema di sbagliato, sai perché la Cremonese è 27. 27, va bene, quindi lì il 6 deve essere 7 quello della Cremonese. Sì, ma guardavo la classifica sul monitor di studio e adesso su Crotone che mi vuoi dire? Vediamo
il prossimo turno su Crotone-Pescara. Pippo, una gran bella partita pure questa. Sicuramente, due nobili decadute, due squadre che puntavano alla Serie A, si ritrovano adesso il Pescara con un po' claudicante e un po' prendere 4 gol in casa dal Brescia non è stata una bella cosa, e il Crotone invece che vuole trovare come dire, quella freschezza di classifica, quei punti, come diceva Di Marzio, che sono fondamentali. Il punticino serve sempre, fa classifica, non ce lo dimentichiamo. Mister, e allora tornerà Corsi che ha scontato il turno di squalifica nel Cosenza, poi come ha detto anche, abbiamo ascoltato l'allenatore Braglia, non ci sarà Riccardo Maniero, c'è un problema muscolare e lo staff tecnico farà di tutto per rimettere in sesto Litteri e siamo lì per quanto riguarda la situazione. E vabbè, tutti non lo sappiamo già, aspettiamo, si parla di 2 turni, aspettiamo comunque l'ufficialità, speriamo di no. Lì davanti Cosenza è un po', come dire, insomma, è a corto di attaccanti. Sì, ripartiamo dalla battuta di Braglia, speriamo che insomma uno dei due si riprenda, poi saprà bene Braglia come e chi mettere in campo nel migliore dei modi. Sicuramente come tutte le partite che ci saranno, che ci sono state in questo genere di ritorno e ci saranno da domenica in poi, sono fondamentali per raggiungere l'obiettivo. Non si può pensare che la Cremonese o il Livorno siano una meno importante dell'altra. Dopo una sconfitta diciamo come quella di ieri è chiaro che si necessita ancora di più una reazione, come ha detto il buon Di Marzio, pensare di vincere, avere la mentalità vincente, perché io voglio chiudere con questa chiosa, caro Franco. Il Cosenza ha sempre sofferto contro le squadre, diciamo tra virgolette, inferiori, fa sempre difficoltà a fare la partita, poi quando invece trova un avversario sulla carta oppure uno che esce fuori quella che è l'anima di questa squadra, perché comunque nei momenti di difficoltà ha sempre reagito. Mi auguro che lo faccia anche domenica, anzi ne sono convinto. E allora 30 secondi Pippo, 30 secondi se vuoi dirmi qualcosa sul Crotone Pippo e Aldo a chiudere. Allora io per quanto riguarda la partita di domenica credo che sia una partita importantissima per il Cosenza. Fare i 3 punti significherebbe fare un salto in avanti, affiancarsi alla Cremonese, probabilmente recuperare anche sull'Ascoli e sull'altra squadra. Poi ci saranno altre 2 partite, una fuori col Perugia e poi giocheremo in casa col In queste 3 partite devono venire fuori 7 punti perché il Cosenza uscirebbe finalmente ad entrare in un discorso diverso. E questo è il mio auspicio, però domenica è una partita importantissima. Pippo, qualcosina sul Crotone a chiudere? Assolutamente sì, il Crotone non ha una possibilità di fare classifica. Io volevo aggiungere anche un'altra cosa. Prego. La mia trasmissione è stata, il cambio di palinsesto ha cambiato orario, il venerdì adesso è alle 16 anteprima sport, parleremo sempre del prossimo turno. Come avete visto Ten è molto attenta al calcio, così come giovedì ci sta l'altra trasmissione dei bravissimi colleghi e devo fare i complimenti perché il direttore Attilio Sabato c'ha una lunga vista. Benissimo, allora io prima di chiudere vi dico che la Serie C tornerà in campo dopodomani, mercoledì 13 febbraio, con queste partite: Vibonese Rieti, Viterbese Francavilla, Juve Stabia Catanzaro, Matera Cavese, Paganese Monopoli, Leonzio Bisceglie e Trapani Catania, mentre giovedì 14, quindi il giorno di San Valentino, giocheranno Rende Siracusa con inizio alle ore 14:30, Regina Potenza con inizio alle ore 20:30, riposerà per questo turno infrasettimanale la Casertana. È tutto da parte di Franco Segreto, io ringrazio il nostro collega carissimo Pippo Gatto di nuovacosenza.com, nonché collaboratore di Teleeuropa, grazie a mister Gianluca Gagliardi per i suoi interventi tecnico-tattici e grazie al nostro compagno di viaggio e d'avventura Aldo Cennomo. Da parte di Franco Segreto è tutto, noi ci rivedremo lunedì prossimo sempre con Replay, sempre su Teleeuropa. Arrivederci! Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.